Buongiorno a tutti, grazie dell'accoglienza, spero che siate così generosi anche alla fine, ma dipende da me. Comunque, buono come inizio. Don Lorenzo Milani, fu trasferito a Barbiana, un piccolo posto sperduto nel Mugello, nel 1954. Si dice per screzi con la curia fiorentina, in realtà si trattava di una vera e propria punizione, l'hanno mandato in esilio. A Barbiana ha creato una scuola, famosissima allora e anche successivamente, con uno straordinario, rivoluzionario per certi profili, coinvolgimento dei ragazzi che non si vedevano calare dall'alto qualche nozione, ma erano davvero partecipi e insegnavano partecipando essi stessi alle varie attività didattiche. Ha anche scritto cose importanti. La prima è Esperienze pastorali del 1958, esistenza molto breve, ufficiale, pubblica, perché viene ritirato, di fatto ritirato, fatto ritirare dal Santo Uffizio. Poi lettera a una professoressa, che è del 67 avanti, negli anni forse il più famoso dei suoi lavori, e anche questa lettera ai giudici di cui parleremo oggi. Ne ho scritto anche qualche volta, perché in questa lettera ai giudici ritrovo alcuni valori di fondo ai quali ho cercato, non so ovviamente fino a che punto riuscendovi, ma sinceramente ho cercato di ispirarmi nella mia attività professionale, valori di fondo che sono ancora, secondo me, molto attuali. È difficile parlare in Don Milani di questa lettera, è una bella responsabilità parlarne in pubblico che mi sono preso, perché comunque la si rigiri, comunque la si rivolti, la figura di Don Milani, del priore di Barbiana, è una figura complessa, scomoda e distante nella sua carica profetica, anche per chi come me apprezza gli insegnamenti di Don Milani e, come me, lo ripeto, ha cercato, si è sforzato nel corso degli anni di farne un punto di riferimento culturale, sociale e politico. Ma prima di entrare nel merito della lettera, consentitemi due premesse. La prima premessa riguarda il quadro storico in cui la lettera si colloca, va collocata. Il quadro storico è quello della battaglia condotta in Italia, ma soprattutto a Firenze, dal sindaco Giorgio La Pira e da padre Balducci, Ernesto Balducci, la battaglia per affermare, per ottenere il riconoscimento dell'obiezione di coscienza contro il servizio militare. All'epoca gli obiettori venivano incarcerati, l'abbiamo sentito dalla introduzione, perché la legge non consentiva il rifiuto del servizio militare, ancorché motivato da ragioni di coscienza, come ad esempio il no alla violenza, il no alle armi. In questo contesto la prima mossa, per così dire, la fanno i cappellani militari della Toscana, che nel 1965 pubblicano un comunicato molto duro, persino feroce, critico dell'obiezione di coscienza, in cui tra l'altro si sostiene che l'obiezione di coscienza è estranea al comandamento cristiano dell'amore ed è invece espressione di viltà. Don Milani reagisce con una lettera, a mio giudizio, a giudizio di molti, forse di tutti quelli che l'hanno letta e studiata, una lettera splendida, oltre che tagliente. Lettera che contiene anche questo concetto: io non ho patria,
anche se patria è scritto con la maiuscola, e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall'altro. Manda questa lettera a tutti i giornali e la pubblica soltanto Rinascita, il settimanale di élite, neanche, diciamo così, di ordinaria distribuzione e lettura, settimanale di élite per iniziati del Partito Comunista Italiano. E nasce, si scatena un dibattito molto forte, molto polemico, ovviamente con punte di polemica più forti a destra. E Don Milani viene denunciato per apologia di reato. Vorrebbe partecipare personalmente al processo, ma non può, perché allora era già gravemente malato di tumore, un tumore che gli causerà la morte nel giugno del 67. Vorrebbe partecipare al processo, ma non può, ed ecco, il 18 ottobre del 1965, questa lettera ai giudici del Tribunale di Roma. Il processo si è svolto a Roma, in primo grado il Tribunale viene assolto, il pubblico ministero ricorre in appello Don Milani viene condannato, ma la pena viene dichiarata subito estinta per morte del reo di Don Milani, del priore, nel frattempo deceduto appunto per quel gravissimo male. Ricorda un po', quelli della mia generazione sicuramente se lo ricordano, le vicende di Danilo Dolci. Danilo Dolci aveva organizzato uno sciopero al contrario, cioè i contadini, per cui lui voleva maggiori diritti, finalmente qualche diritto, li ha organizzati in modo tale che scioperassero, ma ristrutturando una trazzera che era assolutamente andata in malora e non poteva essere neanche percorsa. Gesto civile, sciopero al contrario, ma intervento delle forze dell'ordine, divieti, proibizioni, poi la, virgolette, solita, all'epoca era un classico, resistenza a pubblico ufficiale, e Danilo Dolci viene arrestato questa volta, tenuto in carcere per 8 mesi, nel momento in cui scadono gli 8 mesi, chiude anche il processo, la condanna, guarda caso, è giusto di 8 mesi, in modo tale che possa essere immediatamente liberato. Ma anche lui ha sofferto, forse persino di più, soltanto per le sue idee, soltanto perché la pensava in un certo modo e voleva organizzare, non soltanto dire le cose perché andassero meglio. Dunque abbiamo 2 lettere, quella ai cappellani militari e quella ai giudici, tutte e 2 confluiscono in un libretto che si intitola L'obbedienza non è più una virtù, un testo cult nel 68 che fortemente ha influenzato, continua a influenzare ogni movimento per la pace. Nella lettera ai giudici si affrontano molti temi, in particolare il ruolo della scuola nella formazione della coscienza dei cittadini sovrani, una parola sulla quale Don Milani insiste ripetutamente. La sovranità è dei cittadini, che è poi l'articolo 1 della nostra Costituzione. La sovranità appartiene al popolo. Leggi giuste e ingiuste. E cosa fare nel caso di leggi ingiuste? L'obiezione di coscienza, naturalmente, e finalmente ancora l'amore per le leggi. 4 punti fondamentali, diremo qualcosa, un po' di tutti. La seconda premessa, prima di entrare nel merito, riguarda i rapporti, l'approccio che un credente, io sono un credente con molte fragilità, molte debolezze, ma credente, quando nella sua professione si deve misurare, o se deve, prima di tutto, se deve misurarsi, e se deve misurarsi in che misura, scusatemi il gioco di parole, con i valori religiosi, con la fede. Dalla lezione del Concilio abbiamo imparato, e come
tutti, anche i giuristi, anch'io ho imparato l'importanza della laicità, che in questo caso significa la necessità di evitare ogni contaminazione tra fede e professione. Sono due cose che devono restare distinte, altrimenti c'è il rischio di un cortocircuito. E per un magistrato sarebbe molto pericoloso, perché sarebbe un cortocircuito che finirebbe per comportare la sostituzione del codice col Vangelo. Impossibile, assurdo, senza senso, perché non è nel Vangelo, ovviamente, per quanto uno sia credente, che si può trovare la soluzione dei problemi tecnico-giuridici che comporta questo o quell'altro fascicolo che finisce sul tavolo del magistrato. Quindi occorre distinguere fede, valori religiosi e professione. Distinzione però significa distanza, giusta distanza, non separazione, non incomunicabilità. In altre parole, il lavoro giudiziario resta autonomo, non si discute. Il magistrato deve essere indipendente, autonomo nei confronti di tutto e di tutti, salvo che nei confronti della legge. Deve essere indipendente, deve ubbidire alla legge e disubbidire a tutto il resto. Ma non è detto, fermo questo principio, che non possa trarre spunti di riflessione, di orientamento, anche da qualcos'altro che non sia propriamente la legge, e allora anche dai valori religiosi, dai valori in cui profondamente crede. Ma entro che limiti, in che misura, come? Tenendo presente un dato fondamentale, cioè che il lavoro del magistrato deve essere, e questo lo insegna il Vangelo anche, al servizio degli uomini, al servizio della loro libertà e giustizia, non soltanto, anche, ma non soltanto al servizio della legge. E quando si tratta della legge italiana, della Costituzione italiana, questi giorni qui si parla soprattutto di Costituzione, il senso ultimo della legge, e comincio a parlare, ne parlerò ancora dell'articolo 3 capoverso della nostra Costituzione, è la difesa dei deboli, perché chi è diseguale possa crescere in eguaglianza rispetto agli altri. Ci torneremo. Per ora diciamo che secondo me, in definitiva, traendo una prima conclusione, la legge deve essere al servizio dell'uomo e non contro l'uomo, in nome di una giustizia che rifiuta qualunque logica vendicativa, una giustizia che consente, per non dire impone, di interpretare e svolgere il proprio ruolo di magistrato impegnandosi il più possibile per gli altri. Ci sono due modi di fare tutti i mestieri di questo mondo, il mestiere di magistrato compreso. Un modo burocratico, per semplificare, tenere a posto le carte e va bene così, non mi preoccupo di nient'altro, e invece interpretare il proprio ruolo con etica della responsabilità, etica del risultato. Non mi basta tenere a posto le carte, cioè fare il minimo sindacale. Voglio anche, nel rispetto delle regole, fare tutto ciò che è possibile per arrivare a un certo risultato. Soprattutto quando si tratta di un risultato che, per la tipologia di attività che mi viene affidata, che mi tocca di dover svolgere, può avere dei riflessi importanti sull'interesse generale, sull'interesse della collettività. Ma se si interpreta il proprio ruolo in questo modo, non burocratico, ma con etica della responsabilità, ecco che l'ICARE, il DNA dell'insegnamento di Don Milani, deve diventare anche quello di un magistrato. I tuoi diritti di cittadino mi stanno a cuore e io questi diritti li difendo, ho il dovere istituzionale, il compito istituzionale di difenderli. Dunque la Costituzione. Nella lettera ai giudici, ma un po' in tutta l'intera opera di Don Milani, la Costituzione è sempre presente, una sorta di bussola civile,
così come la Costituzione deve essere, ci si deve sforzare in ogni modo perché sia, un faro valoriale nell'esperienza di ogni funzionario pubblico che abbia delle responsabilità di un certo rilievo, i magistrati tra gli altri insieme agli altri. A Barbiana due erano i testi fondamentali, il Vangelo e la Costituzione. E non è un caso che la Fondazione Don Lorenzo Milani, lungo il tratto di strada nel bosco che aveva percorso il priore la prima volta che arrivò lì in esilio, lungo questo tratto di strada all'interno del bosco, la Fondazione aveva costruito il Sentiero della Costituzione, formato da 45 grandi pannelli, ognuno dei quali contiene un articolo della Carta fondamentale della nostra Costituzione, e ogni pannello è illustrato dai disegni di ragazzi delle più diverse scuole d'Italia. A Barbiana la Costituzione veniva intesa, letta, interpretata, studiata, non soltanto in quanto legge fondamentale dello Stato, ma anche come proiezione nel futuro, come testo che forniva le indicazioni per costruire una società nuova, diversa, capace, ripetiamolo fino alla noia, di riconoscere i diritti e la dignità di tutti. Lo avrete sentito in 1000 salse da gente ben più esperta di me, ma secondo me la parola chiave della nostra Costituzione è tutti. I diritti che sono scritti nella nostra Costituzione, le garanzie perché questi diritti si realizzino che la nostra Costituzione prevede, devono valere, secondo il dettato costituzionale, per tutti, non soltanto per alcuni e non per gli altri, non per pochi privilegiati danneggiando il resto della cittadinanza, tutti. E qui, nell'insegnamento complessivo di Don Milani, si può cogliere, è evidente, un'adesione, non può che essere diversamente per un prete del suo livello, del suo valore, della sua sensibilità e della sua cultura, un'adesione profonda, intensa, sincera a quel precetto evangelico che è fame e sete di giustizia. La giustizia non deve essere un obiettivo qualunque, la giustizia deve essere un obiettivo del quale si deve avere fame e sete, tant'è che se questo obiettivo non si realizza si può morire di fame o di sete, manca un elemento fondamentale per l'esistenza dell'uomo. Nel Vangelo però troviamo anche scritto che non basta essere invitati al banchetto del regno, bisogna anche partecipare alla festa, essere attivi, bisogna indossare l'abito nuziale. Questo abito nuziale, per partecipare alla festa del fame e sete di giustizia, laicamente, la traduzione in cifra laica, è nella nostra Costituzione l'articolo 3 capoverso, rieccolo della Costituzione stessa. Lo conosciamo tutti, lasciatemelo citare per precisione. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. A parte una considerazione preliminare che non posso omettere, che la nostra è una Costituzione onesta, perché non dice tutto va bene Madama la Marchesa, dice ci sono delle disuguaglianze, forti disuguaglianze, bisogna darsi da fare, è compito della Repubblica per attenuarle, rimuoverle. Onestà dei padri costituenti del testo costituzionale. Ma fissando come compito della Repubblica, in tutte le sue articolazioni, magistratura ovviamente compresa, la rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, questo articolo non può che essere, e per Don Milani era, la stella polare di ogni scelta, di ogni orientamento operativo che
chiunque abbia a cuore la legalità e la giustizia non può che partire, non può che avere come punto di riferimento di partenza, ma anche finale, paradossalmente l'uno e l'altro, il circuito comincia e si chiude con l'articolo 3 capoverso, questo principio della nostra Costituzione. Importante poi è il rapporto tra legalità e giustizia. Debbono saper andare di pari passo. Senza legalità non può esserci giustizia. Tant'è che spesso consideriamo questi due termini sinonimi, sovrapponibili. In realtà sono diversi, non esattamente sovrapponibili. Senza legalità è il rispetto delle regole scritte, lo sappiamo, non può esserci giustizia. Ma la legalità da sola non è sufficiente per garantire, oso dire, anche solo avvicinarsi sensibilmente a una piena giustizia. L'osservanza delle norme scritte è fondamentale, imprescindibile, però la sola osservanza delle norme, anche di tutte le norme esistenti al mondo, per esagerare, non ha la forza sufficiente per superare le disuguaglianze tra i cittadini, i poveri, gli emarginati, gli esclusi, i deboli, non cessano di essere tali anche nell'ipotesi, anche se per ipotesi tutte le leggi scritte anche di questo mondo fossero scrupolosamente osservate. Certo, l'osservanza delle regole, soprattutto di quelle fondamentali, non può che essere di aiuto per coloro che hanno bisogno di crescere in diritti e in uguaglianza, ma per arrivare alla giustizia ci vuole altro ancora. La pratica quotidiana di certi principi, qualcosa che sia capace di dare a ciascuno ciò che gli appartiene, ciò che gli serve per vivere decorosamente. Un compito, un obiettivo che ha bisogno della legalità, ma deve anche e soprattutto coinvolgere la responsabilità personale, lo sforzo, l'impegno di ciascuno di noi, meglio ancora di noi tutti quanti insieme, organizzati in qualche modo. Ed è ciò che, passando dalla Costituzione, articolo 3 capoverso, al Vangelo, è nel Vangelo il fame e sete di giustizia. Fame e sete di giustizia deve essere, insieme all'articolo 3 capoverso, il senso profondo del mestiere di giudice. Senso che io ho cercato, ripeto, non so fino a che punto riuscendoci, di dare alla mia attività nel corso di tanti anni. L'articolo 3, in particolare, ha come obiettivo quello di una democrazia emancipante, che poi è l'interfaccia della giustizia. Democrazia emancipante è quella, come dice la parola, che vuole emancipare, affrancare, cioè staccare dai blocchi di partenza, perché non restino sempre fissati lì, bloccati lì, coloro che hanno bisogno di andare avanti, cioè ancora una volta di crescere, diciamolo, in diritti e in uguaglianza. Democrazia emancipante è quella in cui lo status del cittadino comprende non soltanto il diritto dovere di andare a votare quando è ora, ma anche il diritto di condizioni di vita decorose, diritto a una vita civile, per tutti di nuovo, anche per i disoccupati, i precari, gli anziani, i malati, i meno protetti, gli stranieri che vogliono vivere onestamente nel nostro paese. In questo modo i principi della giustizia distributiva, che sono a base della nostra, la giustizia distributiva è la base della nostra Costituzione, distribuzione uguale per tutti delle risorse disponibili, dei diritti della Costituzione previsti e via seguitando, i principi di giustizia distributiva sono un obiettivo, sì, un traguardo, sì, ancora se volete lontano, ancora da raggiungere, ma diventano anche, sono anche, e questo ha un'importanza notevole, grazie al fatto che la Costituzione li prevede, li scolpisce, principi codificati, consacrati nella Carta fondamentale, quindi non rinunziabili, non negoziabili,
e le politiche per realizzarli sono dovute, non sono degli optional. È compito della Repubblica, dice l'articolo 3 capoverso. Non si può fare se si vuole, o si può fare se si può, perché la situazione politico-economico-sociale lo consente o lo facilita. Dobbiamo provarci sempre, anche quando i tempi, per così dire, non sono i più favorevoli. Questa proiezione verso il futuro, il modo di Don Milani e dei suoi ragazzi di leggere la Costituzione, è la novità, la scommessa del costituzionalismo moderno. Ed è una novità, lo avrete sentito dire anche in questi giorni da qualcun altro, ripeto, ben più autorevole di me, perlomeno questa è la mia opinione, novità che oggi è in pericolo, perché la nostra Costituzione è fatta di regole uguali per tutti, mentre cresce, c'è una forte tendenza, anche oggi, a far prevalere di nuovo, come in epoca precostituzionale, i rapporti di forza, rapporti che privilegiano questo penalizzando quell'altro. Ecco, concepire il proprio ruolo, avendo come punto di riferimento il fame sete di giustizia e la Costituzione, e cioè concepire il proprio ruolo, quale che sia, secondo gli insegnamenti, secondo la filosofia di Don Milani, per un credente significa, e questo è implicito nelle raccomandazioni e nell'insegnamento di Don Milani, uscire dalle sacrestie, non tanto come luogo fisico, piuttosto le sacrestie che sono dentro ciascuno di noi, come perimetro, restando dentro il quale si finisce per occuparsi soltanto di ciò che ci interessa, dei nostri personali interessi o di argomenti ristretti, senza lasciarsi coinvolgere, come Don Milani invita a fare, nella più ampia logica sociale. Ancora una volta, perché è fondamentale nell'insegnamento di Don Milani e in generale nella riflessione che stiamo facendo, quel passo del Vangelo che dice: beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Attenzione, è un dato di fatto che non sempre il tema della fede riesce a incontrare, riesce ad intrecciarsi con l'orizzonte concreto della giustizia, soprattutto la giustizia terrena. Molti di voi conoscono sicuramente una frase celeberrima di Elder Camara, che diceva: se aiuto i poveri a mangiare, dicono che sono un santo, ma se mi domando perché i poveri non hanno niente da mangiare, dicono che sono un comunista. Ecco, gli scenari contrapposti tra fede e giustizia sono esattamente questi: il cielo e la terra. Per tanti, per troppi ancora, cielo e terra sono realtà da pensare non soltanto come distinte, ma proprio come separate, incomunicabili. Il Concilio Vaticano II ha lavorato per avvicinare cielo e terra e per portare nella storia, nel quotidiano, la tensione della fede, così da provare a fare, riuscire a fare della giustizia il distintivo di riconoscimento e la premessa di ogni ulteriore, non soltanto successiva, non soltanto dopo, bontà e solidarietà. Allora riflettere insieme, come ci invita a fare Don Milani, sul tema della giustizia, significa questo. Don Milani non lo dice, ma possiamo interpretarlo. Camara è un santo o un comunista? In altre parole, dobbiamo cercare la giustizia in cielo, soltanto nell'aldilà, soltanto dopo morti? Oppure l'essere beati è condizionato dal nostro avere fame e sete di giustizia già in questa terra? Sicuramente Don Milani pensava così, già in questa terra, a cercare concretamente giustizia. Perché giustizia è, diceva, sosteneva Don Milani, dividere in parti uguali, non certamente costruire risposte diverse fra persone diverse e disuguali. Ma veniamo finalmente alla lettera e a alcuni suoi aspetti, quelli che vorrei sottolineare, perché sono quelli più in consonanza col mio modo di vedere la giustizia e i suoi valori.
Cominciamo dall'incipit, dall'inizio della lettera, un incipit davvero sorprendente e di grandissima attualità. La lettera ai giudici viene additata, indicata come un testo occulto della disobbedienza alle leggi, un testo occulto del ribellismo. Non era così. Perché Don Milani esordisce nella lettera ai giudici, innanzitutto spiegando che la malattia è l'unico motivo per cui non può essere in aula, ma poi aggiunge, virgolette, ci tengo a precisarlo perché dai tempi di Porta Pia i preti italiani sono sospettati di avere poco rispetto per lo Stato. E questa è l'accusa che mi si fa in questo processo, dice. Ma essa non è fondata per moltissimi miei confratelli e in nessun modo è fondata per me. Vi spiegherò anzi, nel corso della lettera, quanto mi stia a cuore imprimere nei miei ragazzi il senso della legge e il rispetto dei tribunali degli uomini. Senso della legge, rispetto dei tribunali. Cose attuali anche se oggi non sono mica troppo di moda, perché nel nostro paese anche oggi la giustizia la viviamo in una maniera un po' singolare. L'illegalità dilaga, i tribunali fanno fatica a rendere giustizia quella dei tribunali appunto, e quando lo fanno toccando certi interessi, toccando certi fili di corrente, ecco, scattano gli attacchi, le aggressioni, nella migliore delle ipotesi le irrisioni, il disprezzo, soprattutto, ripeto, quando al rispetto, all'osservanza delle leggi vengono chiamati imputati che si considerano intoccabili, imputati eccellenti, colletti bianchi. E qui lasciatemi aprire una parentesi. Viene bene, secondo me, un accenno, visto che siamo ancora vicinissimi al 23 maggio, al sacrificio di Giovanni Falcone, alla strage di Capaci, e insieme a Falcone viene bene a ricordare il sacrificio dei tantissimi uomini, donne, laici e preti che hanno sacrificato se stessi fino all'ultimo, adempiendo il loro dovere per servire gli altri. Vorrei citare uno storico palermitano di nome Salvatore Lupo, parafrasando, non alla lettera, i suoi concetti, che ha detto delle cose secondo me molto giuste. Queste: dal martirio delle vittime innocenti di mafia nasce la sorpresa che in un'Italia senza senso della patria e dello Stato vi siano soggetti disposti a morire per questa patria e per questo Stato. Viviamo in un paese, dice ancora Lupo, in cui lo Stato si manifesta spesso coi volti impresentabili di vari personaggi eccellenti che col malaffare hanno scelto di convivere, se non peggio. Le vittime innocenti della violenza mafiosa, operando come hanno operato in vita e sacrificandosi fino alla morte, hanno restituito lo Stato alla gente, hanno consentito alla gente di avere di nuovo un po', almeno un po' di fiducia, di provare un po' di credibilità nei confronti dello Stato. E la frase che tante volte sentiamo ripetere, ma che qualche volta ci sembra anche un po' vuota, lo Stato siamo noi, grazie al sacrificio delle vittime di mafia, acquista finalmente un certo senso. Torno a Don Milani, è la parte centrale, più nota, più discussa, più dibattuta della sua lettera ai giudici. Ci sono leggi giuste, ma anche leggi ingiuste, fuori discussione. Ci sono sempre state, ci sono e ci saranno. Che cosa fare quando la legge appare ingiusta? Don Milani invita i ragazzi, i suoi ragazzi, e quindi il discorso nasce nella scuola di Barbiana e viene poi trasferito nella lettera ai giudici, cerca di insufflare, di spiegare ai giudici che lui ha insegnato ai suoi ragazzi a battersi per cambiare le leggi ingiuste
ed ecco un pezzo della lettera. In quanto alla loro vita di giovani sovrani, domani, non posso dire ai miei ragazzi che l'unico modo di amare la legge va amata, non posso dire che l'unico modo di amarla è obbedire e basta. Posso soltanto dire che essi dovranno tenere in tale onore le leggi degli uomini da osservarle scrupolosamente quando sono giuste, cioè spiega quando sono la forza del debole, la Costituzione di nuovo. La legge è giusta in quanto rispondente come obiettivo all'articolo 3 capoverso della Costituzione. Quando invece i miei ragazzi vedano che le leggi non sono giuste perché sanzionano il sopruso del più forte, essi dovranno battersi perché siano cambiate. Fine della citazione. Ma come si mutano le leggi? Riprendo la citazione. La leva ufficiale per cambiare la legge è il voto. La Costituzione affianca al voto la leva dello sciopero, ma la leva vera di queste due leve del potere, voto e sciopero, è influire con la parola e con l'esempio sugli altri votanti e scioperanti. I 4 leve, voto, sciopero, ma soprattutto parola e ancora di più esempio. Per cui, quando è l'ora, non c'è scuola più grande, non c'è esempio più grande che pagare di persona un'obiezione di coscienza. Cioè violare la legge di cui si ha coscienza, che è cattiva, quando si ritiene che sia cattiva, la legge di cui si ha coscienza che è cattiva, e accettare la pena che questa violazione comporta. Non sono di quelli che dice armiamoci e partite, dice se è necessario ci si arma e si parte insieme, e se c'è da pagare un prezzo lo si paga insieme, non lo si fa pagare da cattivi maestri mandando avanti gli altri, è successo anche questo nel nostro paese. Se noi prendiamo la Costituzione così come concretamente, effettivamente applicata, in ritardo rispetto a quello che Don Milani scrive, la Costituzione del 48, ma la Corte Costituzionale comincia a funzionare davvero, pieni poteri, pieni effetti, pieni risultati importanti, soltanto una quindicina d'anni dopo. Oggi, a partire da 15 anni dopo la sua entrata in vigore, c'è un istituto operativo, era scritto da sempre, ma diventa operativo soltanto intorno, me l'ero anche segnato, mi pare 1965, che è quello specificamente previsto per le leggi ingiuste. Oggi se una legge si pensa, si ritiene, si è convinti, in coscienza si crede che sia ingiusta, il magistrato, o si può chiedere al magistrato che, la prenda e la mandi alla Corte Costituzionale, perché sia la Corte a dire se è giusta, rispondente alla Costituzione, o ingiusta, contro i principi della Costituzione. E se la Corte dice che è ingiusta, questa legge viene cancellata, non esiste più. Ecco, la risposta costituzionale in uno Stato democratico costituzionale come il nostro oggi è il ricorso alla consulta per cancellare, come la consulta spesse volte fa, le leggi ingiuste. Che se invece la Costituzione dice no, la Corte Costituzionale dice no, questa legge accusata di essere ingiusta da te, giudice che me l'hai mandata, secondo me Corte Costituzionale è giusta, io la conservo nell'ordinamento e tu, giudice, la devi applicare. E questa è un'altra leva. Il voto, lo sciopero, la parola, l'esempio, extrema ratio, la disobbedienza con obiezione di coscienza. Noi oggi possiamo aggiungere, ma addirittura mettere in testa all'elenco, la questione di legittimità costituzionale contro le leggi ingiuste. Attenzione alle semplificazioni però, Quello di Don Milani è un percorso articolato, un percorso democratico, educativo, ripeto, voto, sciopero, parola, esempio, alla fine l'obiezione di coscienza, che nasce nella scuola con l'insegnamento, con un percorso democratico e didattico. Oggi a questo percorso aggiungiamo la consulta, la scelta estrema della disobbedienza
è appunto, come dire, una tappa finale, una tappa quando si sono percorse tutte le altre. E in ogni caso, attenzione, ripeto, non dimentichiamo mai, leggendo la lettera ai giudici, ieri come oggi, soprattutto oggi, che il pensiero di Don Milani va riferito, proiettato, contestualizzato, rievocando i tempi in cui questa lettera è stata scritta. Erano tempi di guerra, seconda guerra mondiale, ancora nell'aria, i campi di concentramento, la terribile bomba atomica di Hiroshima. Riferendosi ai nazisti processati a Norimberga e a Gerusalemme, Don Milani scrive ancora in questa lettera: sono stati condannati uomini che avevano obbedito. L'umanità intera consente che essi non dovevano obbedire, perché c'è una legge che gli uomini non hanno forse ancora ben scritta nei loro codici, ma che è scritta nel loro cuore. Una gran parte dell'umanità la chiama legge di Dio, l'altra parte la chiama legge della coscienza. Cioè devono essere cose grosse, cose importanti, cose spesse, di grande rilievo, non bagatelle prese come pretesto per fare quello che fa piacere a questo o quello. Dunque disobbedienza, primato della coscienza, amore costruttivo per le leggi sono i tre perni della proposta di Don Milani in caso di che non siano modificabili le norme ritenute ingiuste. Chi paga di persona, cito ancora testualmente, testimonia che vuole la legge migliore, cioè che ama la legge più degli altri. Questa tecnica di amore costruttivo per la legge l'ho imparata insieme ai ragazzi di Barbiana, mentre leggevamo il Critone, l'Apologia di Socrate, la vita del Signore nei 4 Vangeli, l'autobiografia di Gandhi, le lettere del pilota di Hiroshima. Vite di uomini che sono venuti tragicamente in contrasto con l'ordinamento vigente al loro tempo, non per scardinarlo, ma per renderlo migliore. Ecco, il nocciolo fondamentale della lezione di Don Milani sta proprio, secondo me, secondo tanti, in quest'ultimo passaggio. Don Milani propone ai giovani di ieri, di oggi e di domani sicuramente non di scardinare con atti di ribellismo anarcoide o meno che mai di violenza, meno che mai ancora di lotta armata l'ordinamento vigente. Propone di riformarlo nel segno del coraggio, della non violenza, ispirandosi, per quanto riguarda coraggio e non violenza, a personaggi come Socrate e Gandhi. E l'educazione alla legalità e al senso politico delle leggi, da riformare, Don Milani la affida alla scuola, che vede come qualcosa che siede tra il passato e il futuro e che deve avere presenti nello stesso tempo sia il passato che il futuro. La scuola, scrive, è l'arte delicata di condurre i ragazzi su un filo di rasoio. Da un lato formare in loro il senso della legalità, e in questo, sta scrivendo la lettera ai giudici, e in questo la scuola svolge una funzione simile a quella vostra, signori giudici. Ma dall'altro la volontà di leggi migliori, cioè un senso politico, e questa è la differenza rispetto al vostro ruolo di giudici. Scrive però Don Milani in un tempo in cui la magistratura era un'altra cosa rispetto a quella di oggi. Allora era una magistratura che formava un blocco assolutamente omogeneo, con il potere che era molto conservatore, nelle mani di Bloccato, anche nelle mani, lo sapete di chi e di sempre. Comunque sia, lasciamo perdere un'eccessiva politicizzazione. La magistratura aveva all'epoca pressoché unanimemente una visione statica, per farla breve. Io quando entro in magistratura, io che sono figlio dell'operaio, di figli di operai come me ne trovo 5. Adesso per fortuna non ci sono soltanto i figli di magistrati, i figli di chissà chi, alta o medio-alta borghesia, adesso ci sono anche figli di persone socialmente meno elevate, come era la mia famiglia, economicamente assai poco abbiente. 5 però quando entro io in magistratura. La magistratura in quel momento era un'altra cosa rispetto ad oggi. Era un blocco omogeneo col potere, perché è espressione del potere, e quindi
aveva del proprio ruolo una visione statica, conservatrice, e la Costituzione era ancora in gran parte da scoprire. L'ho detto prima e lo ripeto, la Costituzione del 48, ma diventa operativa, la Corte Costituzionale, soltanto a partire dal 55, quando si afferma un diritto di effettiva tutela e garanzia dei diritti che erano fino a quel momento soltanto scritti nella Costituzione, i diritti di tutti. Quando questo discorso di effettiva tutela e garanzia dei diritti comincia ad affermarsi, il confine tracciato da Don Milani fra senso della legalità e senso politico si sposta, sfuma, e per certi profili, ed è l'articolo 3 capoverso della Costituzione, come finalmente scoperto, letto, interpretato e attuato, che avvicina questi due termini, senso della legalità e senso politico. Il magistrato deve anche fare politica, non nel senso che deve servire a questo o quell'altro partito, figuriamoci, un calcio nel sedere e fuori dalla magistratura, nel senso che tutte le scelte devono essere ispirate a dei criteri che, dice l'articolo 3 capoverso, sono criteri politici, nel senso che devono far progredire chi ha bisogno in diritti e uguaglianza. Quindi non soltanto il magistrato bocca della legge, che non è mai esistito, ma se qualche volta è esistito bisogna sfatare questo mito. Magistrato che fa delle scelte. La politica è scelta, non la politica partitica, è la politica come cultura, come orientamento di scelte professionali, quale che sia la professione. Quello che una volta Don Milani scrive nella lettera era compito esclusivo della scuola, mentre invece il magistrato deve fare svolge soltanto un ruolo tecnico di legalità. Nel 67, lo voglio dire, quando io entro in magistratura, il clima comincia già a cambiare, e cambia proprio per effetto, anche per effetto, di quello che personaggi come Don Milani stavano insegnando alla società italiana. Per cui il giudice non è più soltanto il formale custode, interprete delle leggi, ma deve impegnarsi, cominciare ad impegnarsi per formare quel senso politico e civico che è necessario alla riforma, anche alla riforma delle leggi ritenute ingiuste o comunque non idonee ad una società che comincia una evoluzione, una trasformazione imponente. Anche la magistratura in questo modo viene ad essere a mezza strada tra passato e futuro, tra leggi da far osservare, anche per difendere i diritti dei più deboli, e norme da far progredire, da migliorare tutte le volte che abbiano profili di ingiustizia. Ecco, io ho finito, ti ringrazio dell'ascolto, spero di non averla fatta troppo lunga perché mi hanno detto che dovevo lasciare spazio per le vostre domande.